potete capire perché non serve allora che dica niente. Allora, grazie che siate venuti fino all'inaugurazione di questo monumento. Allora, devo dire che l'idea è partita circa un anno fa e dovete tenere presente che sotto questo telo, appunto dove c'è la Meridiana, c'è un piedistallo che è stato realizzato nel 1898 da parte del comune di Aiello per festeggiare i 50 anni di regno dell'imperatore Francesco Giuseppe. Per chi non è di Aiello, dovete sapere che Aiello fino al 1918, fino al termine della prima guerra mondiale, era sotto il territorio dell'impero d'Austria e poi d'Ungheria. Quindi per 400 anni, dal 1516 al 1918, qui eravamo in zona di confine rispetto al Regno d'Italia. E questo piedistallo è servito per sostenere lo stendardo, appunto, che è collocato in piazza qui, nella piazza nostra davanti alla chiesa di Sant'Oderico. E nel 1915, quando Aiello appunto è stato invaso dalle truppe italiane, è anche stata scritta qui, è stato scritto delle parole inneggiando appunto a Vittorio Emanuele III, re d'Italia, Aiello Redenta, 24 maggio 1915. Poi appunto da quel momento lì fino agli inizi degli anni 50, se non sbaglio 1954, ha fatto il suo servizio di sostegno dello stendardo della piazza. Poi è stato ritenuto staticamente troppo debole questo piedistallo e quindi è stato sostituito da un piedistallo più robusto e questo basamento è stato collocato prima in un posto e poi è arrivato qui proprio nell'angolo di via Battisti. Praticamente da 60 anni questo piedistallo è stato sempre libero, senza alcun oggetto o statua o d'altro sopra di esso. Oggi, dopo 60 anni, l'amministrazione comunale ha dato il suo benestare al Circolo Culturale d'Avarca di collocare una meridiana. Allora vediamo questa meridiana, poi presentiamo gli autori, no? E vorrei che fossero i due autori, Samuel Buset, dov'è Samuel Buset, ed Eligio di Aiello, oggi abita però a Cervignano, ed Eligio D'Ambrosio, che è molto conosciuto oramai di casa qui nel nostro paese. Un applauso a tutti e due, no? E di Castiglione di Strada. Allora, volete i due autori scoprire il monumento mnemonico, questa meridiana equatoriale, poi vi qualcosa sulla meridiana equatoriale? Bene, allora grazie naturalmente anche ai due autori che si sono dati da fare. Samuel Busetta ha realizzato il supporto in acciaio, mentre Eligio D'Ambrosio ha scolpito in basso rilievo la pietra d'aurisina. Allora, mentre scoprono, ecco qua, allora un bel applauso, dai un bel applauso ecco qua, tra l'altro abbiamo anche una bellissima giornata fuori.
parola al signor Sindaco. Niente di nuovo, lo ha detto già quasi tutto Aurelio. L'amministrazione, quando Aurelio ha proposto questa iniziativa, è stata ben lieta di concedere questa opportunità per questa meridiana che ulteriormente connota il nostro paese e lo pone, diciamo, come dicevamo anche nella riunione di questa mattina, ai vertici per quello che è l'aspetto delle meridiane, sicuramente nei nostri territori più vicini, ma probabilmente anche in territori molto più ampi, anche in territorio nazionale. Quindi è un piacere per noi avere questa nuova struttura, della quale poi ovviamente per l'aspetto tecnico diverrà sicuramente illustrata da Aurelio in modo chiaro e consono per quello che è l'opera. Come di nuovo un grazie agli autori che sono qui alla mia sinistra, un applauso a loro perché questa opera sicuramente è merito loro. Merito anche un applauso anche ad Aurelio, perché Aurelio di solito suona da Cicerone, no? Però diciamo che applausi all'amico Aurelio qualche volta ce ne sono pochi. In realtà è una delle colonne pregnanti del nostro paese e della quale andare orgogliosi. Io ringrazio tutti voi, come ho detto prima, è il terzo anno che partecipo alla festa delle Meridiane, è il terzo anno che c'è il sole, che un tanto da tanto, speriamo che continui così. Grazie a tutti e presenti, buona giornata. Grazie signor Sindaco, presentiamo subito gli autori, partiamo con Marianna che ci presenterà Samuele così. Samuele, fin da bambino, gioca tra gli attrezzi di papà Sergio e cresce respirando l'odore del ferro e l'entusiasmo del costruire. Quello stesso entusiasmo che gli farà aprire un'attività tutta sua nel 1998 e che ancora oggi, nonostante le numerose difficoltà, lo spingono a proseguire l'attività di famiglia con il padre ed il fratello Rudy. Il suo biglietto da visita dice carpenterie leggere, ma dietro c'è un piccolo mondo di altre cose che ha prodotto, che idea, progetta e realizza con l'abilità e la perizia derivante da anni di esperienza. I molteplici cancelli, rinviere, parapetti, inferriate che ha consegnato in questi anni in giro per tutto il Friuli vanno da quelli più rustici a quelli in stile, a quelli più moderni ed originali che lui stesso si diverte a inventare. Tutti sono comunque sempre realizzati con l'accuratezza dei dettagli e delle rifiniture. A fianco di tutto ciò negli ultimi anni, seguendo una passione per il design e contagiato dalla moglie architetto, si diletta nella creazione di oggetti particolari tra i più disparati, che vanno da orologi a fioriere, paraventi, balconi di negozi, espositori, tavolini d'arredo, lampade e come dimenticare le Meridiane in collaborazione con il Circolo Culturale Navarca. In particolare la realizzazione del monumento gnomonico della Meridiana d'Altezza, collocata nella piazza di Donatori di Sangue di Agnello, dove Samuele ha realizzato in acciaio il poderoso supporto girevole della Meridiana. Anche per questa Meridiana equatoriale di Aiello, Samuele ha ideato un supporto in ferro avvolgente alla forma circolare della Meridiana in pietra, rendendo la massiccia opera in pietra elegante e quasi sospesa dal massiccio delle spalle. Allora poi consegneremo naturalmente la targa, ma adesso sentiamo la presentazione di Eligio D'Ambrosio da parte di Eva. Eligio D'Ambrosio è un friulano e un alpino tutto d'un pezzo. Vive con grande dinamismo tra la sua casa di Cassion di strada e quella di Tamaro in Val Braccolana. Nella sua vita ha svolto l'attività di artigiano edile e l'amore per la pietra lo porta ancora con sé. Nel giardino della sua casa ha scolpito decine di sculture in pietra di varie grandezze e dimensioni, raffigurando in un percorso del tempo la storia del nostro Friuli. Le sue opere monumentali in pietra negli ultimi anni sono state collocate in diversi angoli del suo paese ed in altri della Bassa Friulana. Da citare il monumento ai caduti di Rivignano,
forte invece nella località della Valle Ratolana ci si può imbattere in numerosissimi monumenti in pietra di varia natura, collocati con grande passione ed entusiasmo da Ligio lungo la valle. L'ultimo realizzato 2 settimane fa lungo la strada che cambia San Medea in pietra e a forma di ruota di bicicletta per ricordare il passaggio del Giro d'Italia nella Valle Ratolana. Non per ultimo la modellatura del monumento in pietra a forma di barca, realizzato con il circolo Navarca e donato recentemente al santuario di Barbara. Questa meridiana equatoriale in pietra, scolpita da Ligio, va ad aggiungersi a molte altre meridiane realizzate in pietra e con tabelle di cotto lavorato e collocate su numerose case in diverse località della Bassa Friulana. Da menzionare in modo particolare la meridiana nalenautica in Mattoncini nel cortile delle meridiane del Museo di Aiello, o la meridiana di Casa Brec di Aiello che ha vinto il concorso delle meridiane di Aiello 2011, o ancora le 3 meridiane in pietra realizzate su 3 edifici ecclesiastici che sono il campanile del santuario di Castelmonte, la chiesa del santuario di Montesangro in Slovenia e il campanile del Duomo di Palmezzo. Bene, allora mentre la banda ci suonerà un brano, io vorrei invitare il sindaco a consegnare la targa di riconoscenza e anche l'assessore che ha appena concluso Elio Biacotta il suo impegno alla provincia di Udine. Allora facciamo uno ad Eligio, volete aprire voi? Ecco, questo va ad Eligio D'Ambrosio e quest'altra targa di riconoscenza a Samuel Bosetti. Allora, prego. L'applauso. Io chiedo ancora un po' di pazienza ai bambini e velocemente vi spiego questa meridiana chiamata, per voi autori state qua, no? È chiamata meridiana equatoriale. Questa meridiana è anche abbastanza semplice nella sua costruzione perché basta tenere questa piastra dove appunto è stato costruito il quadrante con l'inclinazione locale, quindi la latitudine locale per Aiello sono 45 gradi e 52 primi, e poi esporla esattamente verso sud tenendo presente che tutte le ore sono distanziate di 15 gradi, naturalmente ogni ora una dall'altra. E come funziona? Funziona in una maniera molto semplice, equatore, perché appunto avrebbe questa inclinazione il giorno dell'equinozio di primavera, quindi 21 marzo, e di autunno 23 settembre abbiamo il sole perpendicolare proprio alla meridiana e quel giorno la meridiana non funziona, non è possibile leggerla. Mentre durante il periodo estivo, che ci troviamo adesso, quindi dall'equinozio di primavera fino all'equinozio di autunno, dal 23 marzo al 23 settembre, si legge la parte superiore della meridiana e la parte invece inferiore rimane sempre in ombra.
così dal 23 di settembre, dall'equinozio d'autunno fino a quello di primavera, quindi tutto l'inverno, rimane in ombra la parte superiore e viene illuminata la parte inferiore. Naturalmente questa segna l'ora solare e come potete vedere dall'ombra dello stilo, almeno per chi è da questo lato qua, tenete presente che dovete anche togliere l'ora legale e poi ci sono alcuni minuti di adeguamento e infatti sul muro abbiamo messo anche una tabellina dei vari mesi dell'anno tenendo presente dei minuti che bisogna aggiungere o togliere. Vedete che segna circa 20 minuti alle ore 12 al nostro mezzogiorno solare. Nella parte in alto, ma si vede anche dall'altra parte, sono stati inseriti dei segni e sono gli antichi segni tolemaici, quando si pensava che la Terra fosse il centro del sistema solare e quindi anche il Sole facesse la sua orbita intorno alla Terra. Partendo dalla sinistra abbiamo la Luna, poi abbiamo Mercurio, poi abbiamo Venere, poi abbiamo il segno del Sole e poi abbiamo Marte e Giove. Questi sono i segni, poi Nettuno, poi anche abbiamo Saturno. Nettuno non era visibile a quell'epoca e quindi non è stato indicato appunto su questa meridiana. Poi con l'evoluzione naturalmente del tempo, prima con Keplero e poi con Galileo Galilei si scoprì naturalmente che le cose non stavano così, che il centro del sistema solare era il Sole e tuttora noi viaggiamo naturalmente come è corretto che sia, appunto con gli aggiornamenti della scienza, però dobbiamo anche tenere presente che per migliaia di anni le cose erano pensate diversamente. Un'antica meridiana famosa equatoriale, ad esempio, è presente a Pechino nel Palazzo dell'Armonia Suprema, a Pechino proprio, ed è molto conosciuta diciamo da tutti questi che sono nell'argomento della gnomonica. Bene, allora abbiamo presentato velocemente questa meridiana, speriamo che per Aiello naturalmente porti sempre il sole, come diceva prima il signor Sindaco che da 3 anni ce lo porta a questa festa delle meridiane e speriamo che ce lo porti anche a San Carlo, visto che purtroppo da 3 anni abbiamo sempre avuto cattivo tempo, no? Allora bambini, siamo alla conclusione di questa presentazione, che io vi ringrazio tanto di aver partecipato, e allora mentre la banda ci suona un suo pezzo, no? Allora portatevi tutti davanti alla meridiana, io conterò, ecco qua, bene, no? Dal 5, no? E quindi quando dirò 0 voi dovete lanciare e far volare questi palloncini. Devo ricordare che questi disegni che sono stati appesi appunto ai palloncini sono stati dipinti tutti dai bambini della scuola San Giovanni Bosco di Aiello, hanno dipinto proprio alla propria maniera questa meridiana. Ci sono anche dei bommotti, le insegnanti mi hanno detto che sono disegni anche molto dipinti molto bene, verranno fatti volare lontano e chi troverà appunto questo bigliettino speriamo che torni indietro, che faremo un bel libro delle meridiane che è stato realizzato dal Circolo Culturale Branca. Allora siete pronti bambini? Allora, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, via, facciamo